Prima di passare all'esame dei successivi punti, io devo convocare una conferenza dei capigruppo, perché la consigliera Manes chiede di poter fare una comunicazione assumendo che sussista il requisito dell'eccezionale urgenza e gravità della questione su cui vuole dare comunicazione. Io ritengo che questo requisito non esista. La decisione, anche sentito il segretario generale, compete alla Presidenza del Consiglio, cioè a me, tuttavia io non ho nulla in contrario a mettere diciamo, a conoscenza i capigruppo di quale sia la questione. Oggi è soltanto uno strascico perché avevamo cominciato ad affrontarla già venerdì sera dopo la commissione, e quindi per cortesia ci rechiamo brevemente nella stanza del sindaco e io dispongo una sospensione di 10 minuti. I capigruppo per cortesia sono pregati. Dov'è scusate, l'ordine del giorno? Allora, alle 21:23, scusate, riapre la seduta del Consiglio Comunale. Mi servirebbe un ordine del giorno. Grazie. Perfetto. Allora, punto 2 all'ordine del giorno. Consigliera Manes, abbiamo parlato fino adesso. Cosa sì, c'è? mi scusi Presidente se chiedo la parola, però mi sembrerebbe opportuno, visto che la conferenza dei capigruppo si è protratta per parecchio tempo, dare anche, dire anche cosa è successo e qual è stata la decisione che ci porta a non accettare la richiesta di inserire una comunicazione del Movimento 5 Stelle all'ordine del giorno. Consigliera Manes, sono io che decido cosa dire
La questione è stata dibattuta per 1 ora e mezza in sede di conferenza dei capigruppo. C'erano i capigruppo che rappresentano ovviamente bisogna spiegare ai cittadini, Presidente, cosa è successo e il motivo, il motivo per cui non è stata accettata la comunicazione. Guardi, io con garbo le ho dato la parola, adesso però basta, per cortesia. Vi saluto, buona serata, viva la democrazia. Consigliera, buonasera. Punto 2 all'ordine del giorno. Variazione al bilancio di previsione 2018-2020. Chi relaziona, per favore?